Marangon domani a Vidor, secondo sopralluogo per far luce sugli ultimi istanti di vita del 25enne, toccherà ai vigili del fuoco ispezionare la scarpata sotto la terrazza dell'abbazia. Intanto la famiglia di Alex chiede di estendere test tossicologici e verifiche su tutti i partecipanti al rituale. Un nuovo appello a chi c'era arriva dal papà di Alex, la sua memoria merita risposte. Fermato e arrestato a Chioggia un camionista in fuga, unico scampato a una maxi operazione condotta il giorno prima dai carabinieri di Napoli, in cui erano state arrestate più di 20 persone. L'allarme è stato lanciato da un pescatore che aveva visto un corpo galleggiare sul Piave tra San Donà e Musile. Si tratta di un 70enne di Macerata di cui non si avevano più notizie da sabato. Carabinieri della compagnia di San Donà sono riusciti a individuare i responsabili di un'aggressione brutale avvenuta ad aprile a Noventa di Piave. Si tratta di 5 ventenni, tra cui 4 trevigiani. A Venezia è polemica dopo che il consigliere Martini, che ha definito un esempio da replicare a Venezia la protesta con pistole d'acqua contro i turisti avvenuta a Barcellona per denunciare l'overtourismo. Incredibile, straordinaria avventura per un Labrador trascinato dalla corrente a 3 miglia dalla costa pellestrina, ha nuotato per 5 ore ed è riuscito a tornare a casa. Buonasera, bentrovate edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Cominciamo, come avete sentito dai nostri titoli, con la cronaca, il caso di Alex Marangon, domani a Vidor, secondo sopralluogo per fare luce sugli ultimi istanti di vita del 25enne. Verranno imbragati e calati lungo la scarpata i vigili del fuoco che nelle prossime ore torneranno sui luoghi della morte di Alex Marangon per un nuovo sopralluogo. Torna infatti in campo l'ipotesi della caduta dalla terrazza dell'abbazia affacciata sul Piave, un volo fatale tra la vegetazione e le rocce. Non a caso gli operatori si concentreranno sull'eventuale presenza di rami o arbusti spezzati alla ricerca di quella che potrebbe essere stata una traiettoria di morte. Chiaro che lo scenario della caduta dal terrazzo, se confermato, non escluderebbe né un'aggressione avvenuta poco prima, né un'eventuale spinta, né tantomeno l'ipotesi di una fuga con Alex intento a scappare da qualcosa o qualcuno. La procura, ha ribadito Marco Martani, resta convinta dell'ipotesi più grave, quella dell'assassinio, ma non può escludere tutto il resto, soprattutto a seguito del primo sopralluogo, nel corso del quale non sono emersi elementi utili, né tracce di sangue, né la possibile arma del delitto. A parlare di un corpo martoriato resta l'autopsia eseguita venerdì scorso, il cranio parzialmente sfondato, le lesioni alla schiena, le tante costole rotte, incompatibili solo con una semplice caduta per quanto rovinosa. Altra partita, quella delle testimonianze. I contorni di cosa sia realmente accaduto nell'abbazia durante il rito sciamanico restano sfumati, per non dire liquidi. Se è vero che diversi partecipanti sono stati sentiti dai carabinieri, è altrettanto acclarato come i 2 curanderos colombiani, che pure sarebbero stati tra gli ultimi a vedere Alex in vita, se ne siano andati a ricerche in corso prima dell'arrivo delle forze dell'ordine all'alba di domenica 30 giugno. Entrambi si troverebbero all'estero, ma non essendo indagati sono cittadini come tutti gli altri. Un caso che è diventato un grattacapo, quello di Alex, che interroga lo stesso mondo forense trevigiano. Sicuramente è un caso veramente complicatissimo, non si capisce se il ragazzo sia stato ucciso, se non sia stato ucciso. Tra l'altro veniamo anche a scoprire, lo dico francamente, di un mondo che non conoscevamo. Chi mai avrebbe immaginato che anche nel nostro territorio ci fossero queste, come dire, incontri un po' così strani. E sullo sfondo di questi riti c'è il possibile uso di sostanze psicotrope non legali come l'ayahuasca, appunto, ma non solo. Se ne verranno trovate tracce sul corpo del 25enne, non si può escludere l'ipotesi di un nuovo reato, quello di cessione di stupefacente, che però a sua volta non farebbe luce sul giallo della morte di Alex. La famiglia di Alex chiede di estendere i test tossicologici e verifiche su tutti i partecipanti al rituale. Un nuovo appello arriva proprio dal padre. La sua memoria merita risposte. Chiede accertamenti tossicologici su tutti i presenti al rito l'avvocato Nicodemo Gentile, che rappresenta la famiglia di Alex. Verifiche, dice il legale, che dovevano essere già fatte. L'uso di sostanze, questo è il punto, potrebbe aver alterato anche il ricordo e la genuinità delle dichiarazioni finora rilasciate da chi ha partecipato a quel raduno di musica e terapia alla presenza dei 2 curanderos. Finora il guru Andrea Zuin, organizzatore dell'evento, ha parlato di tisane depurative. I curandero hanno delle medicine che si chiamano purghe e servono proprio per pulirti fisicamente. Ovviamente quando ti pulisci fisicamente c'è una reazione anche emotiva, perché è come se
rilasciassi qualcosa, ma è tutto in nome della pace, della soluzione dei problemi, non della creazione, non di certo nella stimolazione di un assassino, non di certo nella stimolazione di una rabbia. Non solo, a poche ore dal nuovo sopralluogo sulla scarpata adiacente all'abbazia, il legale della famiglia ribadisce di non credere all'ipotesi di caduta accidentale e a maggior ragione volontaria. Più che buttarsi, è stato lanciato da un terrapieno l'ipotesi di Gentile, cui si aggiungono le parole del papà di Alex, Luca, che in un post pubblicato nelle scorse ore sui social è ritornato a lanciare un appello a chi c'era. Ogni dettaglio può essere importante, dice Luca Marangon, che descrive il figlio come un ragazzo pieno di voglia di vivere, generoso, che si fidava degli altri, forse troppo ingenuo. Insomma, per la famiglia qualcuno almeno ha visto e sa qualcosa, anche indirettamente. Dall'abbazia finora la voce più chiara è stata quella dello stesso Zuin. Io in cuor mio sono sicuro e ho fede che i presenti in quel cerchio non sono responsabili. Fermato e arrestato a Chioggia un camorrista in fuga, unico scampato a una maxi operazione condotta il giorno prima dai carabinieri di Napoli. È un arresto eccellente che conclude una vasta operazione anticamorra iniziata in Campania, quello portato a termine a Chioggia dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli con la collaborazione dei militari della compagnia locale. In manette è finito Ciro Oliviero, 48enne del clan Giuliano, appartenente al più ampio clan Mazzarella, definito come l'addetto alla riscossione del pizzo sulla prostituzione dal boss pentito Salvatore Giuliano. Oliviero era riuscito a sfuggire ad una maxi operazione anticamorra ai danni del suo clan, che il giorno prima aveva portato in carcere 22 persone, di cui 5 ai domiciliari, accusate a vario titolo di associazione di stampo mafioso, tentato omicidio, lesioni, rapina, estorsione, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, tutti aggravati dal metodo mafioso. La fuga di Ciro Oliviero è durata 24 ore, interrotta quando l'uomo è stato localizzato e catturato nel comune di Chioggia. L'allarme lanciato da un pescatore che aveva visto un corpo galleggiare sul Piave tra Musile di Piave e San Donà. Si trattava di un 70enne di Maserata di cui non si avevano più notizie da sabato. E di Maurizio Contessotto, il 70enne di Maserata, di cui non si avevano più notizie da sabato scorso, il corpo senza vita recuperato dai vigili del fuoco lungo il Piave tra San Donà e Musile. L'allarme è stato lanciato attorno a mezzogiorno da un pescatore che aveva notato il corpo galleggiare sul fiume. I vigili del fuoco, intervenuti con l'elicottero, hanno calato un sommozzatore che ha vincolato la salma fino all'intervento dei colleghi di San Donà, intervenuti sul posto anche con un gommone. Il corpo dell'uomo è stato portato in località Passarella, dove è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il riconoscimento. Nei giorni successivi alla scomparsa erano stati lanciati appelli a chiunque potesse riferire informazioni utili ai fini delle ricerche del 70enne, che ora si sono drammaticamente concluse lungo il Piave. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, il suo camion si è ribaltato lungo l'autostrada A1 al bivio tra Casalecchio e Sassomarconi in direzione Firenze. Un incidente che è stato fatale a Massimo Cavallaro, 46 anni, residente a Cinto Caomaggiore e originario di Udine. Il camion si è ribaltato stanotte all'altezza di un cantiere. Nonostante l'arrivo dei soccorsi, per l'uomo sbalzato fuori dall'abitacolo non c'è stato nulla da fare. Questa quindi la cronaca dalle strade. I carabinieri della compagnia di San Donà sono riusciti a individuare i responsabili di un'aggressione avvenuta ad aprile a Noventa di Piave. Si tratta di 5 ventenni, tra cui 4 trevigiani. Li hanno minacciati con un macete, poi hanno colpito 2 di loro con un taser artigianale, provocando lesioni a causa del suo malfunzionamento. Si tratta di un gruppo di ventenni, uno di San Donà, 4 trevigiani. Lo scorso aprile hanno aggredito 4 minorenni a Noventa di Piave. Determinanti nelle indagini sono state le immagini del sistema di videosorveglianza che hanno permesso di ricostruire l'aggressione ed identificare tutti i sospettati. Lo scorso giugno la perquisizione in casa dei 5 estesa, sulla base degli indizi acquisiti, anche ad un 33enne residente nel Trevigiano, fratello di uno degli indagati, che ha portato al sequestro di mezzo chilo di hashish e un bilancino di precisione. L'operazione condotta dai carabinieri di San Donà, con il supporto dei colleghi di Conegliano e del 4° battaglione di Mestre, hanno eseguito nei giorni scorsi un decreto di perquisizione nei confronti degli indagati emesso dalla Procura di Venezia. I 5 devono ora rispondere di lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi in concorso. Arrestato e sottoposto al regime dei domiciliari per detenzione ai fini dello spaccio il fratello di uno di loro.
Nei guai 6 persone, compresi 2 trevigiani e 2 veneziani, per gli attentati incendiari a delle pizzerie. Avrebbe assoldato un uomo per organizzare 3 attentati incendiari ai danni di 2 pizzerie di Rosà e Cassola, come forma di ritorsione nei confronti degli attuali gestori ai quali aveva ceduto l'attività con un contratto di subaffitto d'azienda. Il rapporto era sfociato in disaccordi di natura economica e quindi il 61enne di Bassano, finito nel mirino dei carabinieri, avrebbe deciso di affidare a un coetaneo croato, residente in provincia di Treviso, l'organizzazione degli attentati incendiari che avevano colpito la pizzeria e ristorante D'Acuti di Cassola e Villa D'Acuti a Rosà. Tutte le azioni erano avvenute a gennaio di quest'anno e secondo gli inquirenti sono state messe in atto dalla stessa mano, quella di un croato di 57 anni residente nel Pavese. L'uomo era stato accompagnato alle pizzerie da un 39enne serbo che vive a Mestre e da una 36enne trevigiana e in uno dei 2 blitz anche da un 31enne serbo già detenuto nella casa circondariale di Venezia per altri motivi. Le indagini sono proseguite per mesi e nelle scorse ore i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa hanno proceduto a dare esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Vicenza su richiesta della locale procura. L'azione dei militari è scattata fra Padova, Pavia, Treviso e Venezia nei confronti delle 6 persone ritenute a vario titolo coinvolte nel triplo attentato incendiario. Per il 61enne bassanese ritenuto essere il mandante, per l'organizzatore e per l'autore materiale è scattata la custodia cautelare in carcere. Per gli altri sono stati disposti gli arresti domiciliari. Gli attentati incendiari, dei quali solo 2 riusciti effettivamente, avevano scosso il bassanese e creato enormi problemi ai gestori dei 2 locali. Villa D'Acuti infatti era stato reso inagibile dalle fiamme e i danni erano stati molto ingenti. A Venezia scoppia la polemica dopo le dichiarazioni del consigliere di opposizione Giovanni Andrea Martini, che ha definito un esempio da replicare la protesta con pistole ad acqua contro i turisti utilizzate a Barcellona per denunciare i problemi dell'overtourism. A Barcellona migliaia di residenti hanno marciato contro le storture di un turismo di massa che negli ultimi 10 anni ha fatto impennare del 68% il costo degli alloggi. Alcuni manifestanti hanno spruzzato i turisti con pistole ad acqua e recintato i locali con del nastro bianco-rosso da cantiere. E a Venezia è polemica in comune dopo che il consigliere di opposizione Giovanni Andrea Martini ha definito la manifestazione un esempio che va sicuramente seguito e la protesta con pistole ad acqua una modalità pacifica e divertente per protestare. È stata una provocazione, logicamente noi non vogliamo armare di pistole ad acqua nessuno, vogliamo però mettere al centro, come è successo, dell'attenzione alla città che sta soffrendo di un turismo incontrollato, di un turismo di massa che sta soffocando la città. Il mese scorso proprio il sindaco di Barcellona ha annunciato che non rinnoverà le licenze degli oltre 10.000 appartamenti attualmente affittati ai turisti. Dal 2029 in città non ci saranno più locazioni brevi. A Venezia, dove gli affitti brevi sono circa 8.000, da tempo le opposizioni spingono per una regolamentazione. Non a caso chi se l'è presa di più di fronte a questa provocazione sono proprio gli amministratori, dall'assessor Venturini a Duin, al pseudo candidato sindaco di Fratelli d'Italia Speranzon. La responsabilità di quanto stiamo subendo è precisa ed è di chi ci sta amministrando. Intanto una turista thailandese chiede clemenza. Le cose si possono risolvere anche senza innaffiare i visitatori. No, please don't. Capisco che a volte i turisti magari ci sono pochi cestini e buttano i rifiuti per terra. Secondo me non ci sono neanche tante toilette pubbliche o è difficile trovarle. Certo che ci sono turisti, è un posto turistico questo, non ne so molto ma penso sia un bene per la gente e per l'economia. Molto probabilmente la lettura in perfetta buona fede di questo turista canadese, incredulo delle proteste, è sintomatica della percezione con cui fuori città si tende ad esaurire ogni ragionamento su Venezia. A tourist spot, una località turistica. Voglio dire, ci sono così tanti turisti. Anch'io sono una turista. Ce ne sono troppi? Sì, ma rimane comunque una bella città. Non si può dire altrimenti. La turista turca è accompagnata da un giovane bielorusso. Credo sia giusto protestare per difendere la città, ma le cose dovrebbero essere fatte ad un livello più alto, governativo ad esempio. Non credo che tassare i turisti sia la soluzione, ma sicuramente qualcosa può essere fatto. L'assessore al turismo Simone Venturini condanna questa proposta.
La sparata del consigliere comunale Giovanni Andrea Martini del gruppo A Tutta la Città Insieme trova la ferma condanna da parte di tutte le forze politiche di maggioranza a Ca' Farsetti. L'assessore al turismo di Venezia Simone Venturini rispedisce le parole di Martini con sdegno e fermezza al mittente, aggiungendo che tali dichiarazioni trasmettono un'idea sbagliata di Venezia ed invitando piuttosto tutti ad abbassare i toni. È molto grave che un consigliere comunale di Venezia inciti i veneziani ad armarsi seppur di pistola d'acqua per scacciare i turisti. L'idea di un gesto così violento come in altre parti del mondo non farebbe bene alla nostra città e non ci aiuterebbe a distinguere il turismo di qualità dal turismo invece non di qualità. Il lavoro da fare è un lavoro invece molto più lungo, molto più complesso che stiamo facendo dopo 40 anni di assenza di alcun tipo di ricette da parte delle precedenti amministrazioni. Per Venturini, in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, bisognerebbe invece aprire un ragionamento più ampio, evitando di esasperare gli animi. Dobbiamo poi invitare tutti ad abbassare i toni in un momento di fragilità, di difficoltà come quello che stiamo vivendo, di tensioni. Invitare le persone a fare gesti del genere è profondamente sbagliato. Rischiamo davvero che poi ci sia chi passa dalla parola ai fatti e queste persone possono non avere il senso del limite. Quindi davvero abbassiamo i toni, non facciamo interventi del genere perché sono profondamente sbagliati. E ora vi raccontiamo l'incredibile e straordinaria avventura di Ziggy, un Labrador di 8 anni. Lui è Ziggy, un cane Labrador di 8 anni. Sabato scorso, mentre stava facendo il bagno in mare a circa 3 miglia dalla costa, al largo di Pelestrina, le correnti improvvise e inaspettate forti e il vento lo hanno diviso momentaneamente dalla sua famiglia. Lui non si è perso d'animo, ha nuotato per circa 5 ore, percorrendo a nuoto quasi 6 chilometri per ritrovare Marinella, Marco e i bambini che per ore lo hanno cercato in lungo e in largo. Marco Ceccone e Marinella Giaretta, coppie di Caldonio nel Vicentino ma abituali frequentatori del Lido e Pelestrina durante l'estate con le loro uscite in barca, sono i titolari e i fedeli amici e compagni di Ziggy. Un'esperienza del genere non ce la saremmo mai aspettata, nel senso che siamo abituati a uscire in mare con tutta la famiglia al completo, perciò bambini e cane. Siamo abituati a tuffarci in sicurezza, in realtà purtroppo questa corrente ci ha preso in maniera del tutto inaspettata. Il cane si è allontanato da noi perché noi abbiamo cercato in tutti i modi di chiamarlo, eravamo in acqua. Il cane niente, probabilmente ha sentito che per noi era più pericoloso cercare di trattenere lui che non fa andare, perciò lui è partito. A far conoscere questa bellissima storia è stato il Comitato Territoriale Lido Oro Benon, diretto da Vittorio Baroni. Per ritrovare il cane è stata fondamentale anche la mobilitazione via social e il primo appello pubblicato nel gruppo Pescatori Veneziani, che conta su circa 23.000 iscritti. Fortuna è stata che Marco ha avuto la prontezza di scrivere il post sui pescatori veneziani e c'è stata una mobilitazione incredibile. Devo dire però che non solo il mare, ma anche tutte le persone che ho incontrato scendendo a terra per cercare Ziggy hanno dato una mano enorme. E per fortuna poi Ziggy, quando è ha trovato questa ragazza che non potrò mai smettere di ringraziare, di nome Xenia, che ha pensato subito di lavare il cane, dargli da bere, dargli da mangiare, e questo è stato determinante perché noi potessimo così finalmente riabbracciare Ziggy. E con questa storia si chiude il telegiornale di Venezia. Vi do appuntamento a quello di Treviso tra pochi minuti. Grazie per l'attenzione e per essere stati con noi. Arrivederci.